17:30, 55 secondi, puntualissimi per la ripresa della nostra edizione straordinaria, come sempre a quest'ora per accompagnarvi per un'ora fino al telegiornale del Veneto e poi tutti i nostri telegiornali. Poi questa sera, come sempre, dopo l'ultima parte dell'edizione straordinaria dalle 20 alle 21 ci sarà Ring, poi vi diremo chi sono gli ospiti di questa sera, molto ricca anche questa sera la puntata di Ring e tantissimi gli argomenti ovviamente sotto i riflettori di Ferdinando Avarino e dei suoi ospiti. Ringrazio Tony Esposito, Italo Morao in regia. Allora, prima di tutto diamo subito uno sguardo al dato dell'azienda Zero, il bollettino, perché è arrivato il bollettino anche pomeridiano dell'azienda Zero sui contagi e quindi l'aggiornamento rispetto a questa mattina, l'aggiornamento che parla di più 10 casi positivi rispetto alle ultime ore. Siamo a 18.751 casi di positività dall'inizio dell'emergenza, con vedete un aumento insomma piuttosto basso nei vari cluster, il più alto è a Venezia più 5. Mentre troviamo 11.693 soggetti negativizzati, 5.015 le persone in isolamento domiciliare, questo è un dato che è rimasto ovviamente rispetto a questa mattina, e poi il dato che ci interessa un po' sempre osservare è quello dei ricoverati, totali ricoverati in area non critica 696, 71 quelli in terapia intensiva, più 5 i decessi nelle ultime ore, di questi 2 all'ospedale di Sant'Orso in provincia di Vicenza. Questi dati allora ultimissimi, gli ultimi dati dell'azienda Zero. Nel frattempo, fra mezz'ora circa, inizia la videoconferenza Stato-Regioni molto importante, ne ha accennato il governatore Zaia. Se avete visto appunto anche un po' la replica dell'intervento del governatore Zaia in queste ore, al tavolo della videoconferenza il Veneto porta le sue istanze e quindi la necessità di riaprire dal 18 sostanzialmente tutto, e vedremo appunto come sarà. Come sapete il governo ha dato indicazioni insomma che dal 18 ci potrebbe essere la possibilità per le regioni di aprire in modo differenziato. Il nodo è quello dei protocolli di sicurezza e ne parleremo fra poco. Prima di collegarci con l'ospite che vedo già inquadrato, vi ricordo che a proposito di riaperture potrebbe essere la ultima settimana di chiusure per molte attività e quindi verso una settimana di riaperture, ad esempio per bar e ristoranti. Allora il sondaggio che lanciamo questo pomeriggio, nella giornata di oggi, e che è un sondaggio che continuerà poi nel corso dei nostri telegiornali e si concluderà poi a Ring, è il seguente: verso la riapertura noi vi chiediamo: andrete al ristorante? Qual è il sentiment? Insomma, qual è la vostra sensazione? Perché poi tantissimi i dubbi in queste settimane, non solo su come mettere in atto questi protocolli di sicurezza, ma poi la gente come reagirà. C'è voglia di tornare ad esempio a frequentare i locali ristoranti? Allora, se vediamo il sondaggio è questo: verso la riapertura andrete al ristorante? E ve lo chiediamo, e allora 0422 162 6691 se sì, quando sarà il momento, e potrebbe essere la settimana prossima o vedremo le date, sì, ci andremo. Oppure no, 0422 162 6690 perché ancora avete timore, oppure perché le restrizioni e le misure di sicurezza che verranno imposte non vi convincono. Insomma, questo è quello che vi chiediamo. Come sempre vi ricordo che la chiamata è gratuita, potete iniziare già da ora e continuare per tutta la serata fino a Ring. Poi a Ring avremo l'esito del sondaggio. E non preoccupatevi, come sempre, se sentite occupato il vostro voto viene comunque registrato, quindi potete iniziare a chiamare da ora, e questo appunto è quello che vi chiediamo. Fra poco poi vedremo anche nei nostri telegiornali, vi racconteremo un po' come i vari ristoranti, le varie strutture locali si stanno preparando a questa situazione, e avremo anche un vademecum proprio dalla provincia di Treviso. Intanto una apertura c'è già stata questa settimana sul fronte del trasporto pubblico, perché dal 4 maggio insomma l'inizio reale della fase 2 era la scorsa settimana, e allora noi abbiamo in collegamento il presidente di MOM, Mobilità di Marca, Giacomo Colladon. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie. Buon pomeriggio. Allora, l'abbiamo vista in un servizio proprio lunedì scorso, un giro con il nostro Lucio Zanato, il primo giorno insomma di riapertura sugli autobus. Adesso le chiedo intanto come prima cosa il bilancio di questa prima settimana, come è andata? Allora, questa prima settimana ha avuto un inizio modesto, nel senso che i passeggeri che noi abbiamo riscontrato che utilizzano il trasporto pubblico sono ridotti sensibilmente rispetto a quelli che abbiamo registrato in un pari giorno del mese di maggio dell'anno scorso. Di quanto circa? Quindi, abbiamo circa il 12% di passeggeri, quindi un calo di circa l'88%. Diciamo che questa è la prima fase. Noi avevamo prestabilito poi una seconda fase di potenziamento il 18 di maggio e una seconda fase il 1° di giugno. Ho sentito prima che probabilmente le riaperture saranno anticipate, quindi anche noi procederemo a una riapertura diversa. L'idea era quella di potenziare il servizio urbano dal 18 e poi arrivare con il 1° di giugno con un servizio pressoché identico a quello dell'anno scorso. Queste erano le nostre previsioni. Ovviamente noi siamo pronti anche se abbiamo delle necessità sulle linee con la possibilità di potenziare le linee con servizi di rinforzo. Così è stato fatto anche il giorno 4 e abbiamo fatto anche oggi un simile intervento di potenziamento di alcune corse e di alcune linee. Questa è la situazione del trasporto pubblico a Treviso, ma è una situazione che poi si riscontra anche in tutte le altre città italiane. Io sono in contatto con gli altri responsabili di aziende delle altre città e il risultato è simile, dal 10 al 12% di utilizzo del mezzo pubblico. Questo era il dato di lunedì scorso o è anche il dato di questa di oggi, diciamo? È il dato di tutta la settimana scorsa. Di tutta la settimana, oggi, quindi 88% in meno. Sì, sicuramente sì. Oggi vediamo un attimo, adesso ancora i dati non li abbiamo completamente, ma li abbiamo monitorati anche la settimana corrente, vedremo se ci sono delle situazioni diverse. Almeno da quello che ho visto stamattina sembra di no. Senta, rispetto a stamattina e a lunedì scorso qualcosa è cambiato oppure sostanzialmente resta in media? Perché il primo giorno chiaramente un po' tra i dubbi, tra le insicurezze, magari c'era forse qualche, come dire, qualche freno, oppure è rimasto così sostanzialmente tutta la settimana? Durante la settimana scorsa un leggero incremento giorno per giorno. Oggi ripeto i dati di questa mattina che sono leggermente migliori rispetto al lunedì della settimana scorsa, ma non sono ovviamente come speravamo noi, sono numeri che stanno migliorando piano piano, ma hanno delle difficoltà, il trasporto pubblico ha delle difficoltà a rimettersi in moto. Ripeto, questa è una situazione non è solo di Treviso, è di tutta la nazione, perché i risultati sono simili in tutte le città d'Italia e quindi abbiamo queste preoccupazioni, soprattutto a settembre abbiamo le preoccupazioni perché ovviamente dovremo aspettare le decisioni da parte dell'inizio delle scuole, quindi saremo pronti per le decisioni che prenderanno a livello nazionale. Ecco, allora questa fase, insomma, dati che vi aspettavate probabilmente diversi, come si può incentivare, come si può fare in modo che cambi un po' il trend? Beh, allora noi stiamo cercando di far passare questo messaggio. Stiamo sottoponendo tutti gli autisti e tutto il personale di MOM allo screening serologico. Il 14 era l'ultimo giorno, abbiamo iniziato il giorno 9, oggi c'è stato un altro giro di dipendenti e termineremo il 14. Stiamo sanificando tutti i mezzi e stiamo cercando anche un sistema che possa sanificare in tempo reale e stiamo vedendo anche di verificare se è possibile mettere dei termoscanner per capire ovviamente se le persone che entrano hanno la febbre o no. Io credo che il messaggio che noi dobbiamo far circolare è quello che l'autobus è sicuramente un mezzo sicuro e forse più sicuro di casa tua. Questo è il messaggio che noi stiamo cercando di dare. E la possibilità di avere una sanificazione in tempo reale su tutto l'arco della giornata è un elemento importante che stiamo cercando di mettere nei nostri mezzi. Ecco, non è facile far passare proprio questo messaggio perché si sono visti non a Treviso ma in altre realtà
questi assembramenti, Allora, il concetto è quello, bisogna far capire alla gente che salire in autobus, adesso parliamo di MOM ovviamente, sarà totalmente sicuro. C'è lo screening fatto sul personale, i distanziamenti, insomma questo è il messaggio che voi lanciate. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare, sì, è proprio questo, nel senso che noi stiamo mettendo in atto tutto quello che è possibile per far sì che l'auto sia sicuro e che quindi possa essere utilizzato dalla gente in modo tranquillo e sicuro. Senta una cosa, qual è stata la reazione insomma, alle disposizioni, chiaramente il fatto del distanziamento, alcuni posti sì, alcuni posti no, già le mascherine, la reazione un po' della gente, qual è stata? Io ho fatto, l'ho visto anche lei con Antenne 3, siamo saliti sugli autobus, abbiamo visto, la gente è perfettamente ordinata, usa le mascherine, usa i guanti, sa dove sedersi, quindi diciamo che da questo lato qua c'è stato sicuramente un fatto molto positivo. La gente sale, sa come fare, hanno tutti i dispositivi di protezione a posto e quindi da questo lato qua sono molto contento perché la gente ha capito il momento e ha capito come usare anche il mezzo pubblico. Senta, diceva dei termoscanner, potrebbe esserci questa possibilità a breve? Allora, noi stiamo valutando alcune soluzioni che devono essere messe all'interno dell'autobus e quindi alcuni dispositivi li stiamo valutando e stiamo vedendo con alcune ditte costruttrici la possibilità di inserirli anche a bordo dei mezzi. Un'altra cosa che è una cosa che viene chiesta, ci chiedono insomma da tempo, da settimane, e poi vediamo anche di capire proprio con il fatto che ci sia anche questa minore entrata, ovviamente per voi è un problema. Ci chiedono in tanti, continuano a chiederci la questione abbonamenti scolastici. La richiesta da più parti è quella di un rimborso di questi abbonamenti. Lei era già intervenuto settimane fa su questo. Cosa si può dire adesso? È cambiato qualcosa? Allora, credo che la situazione vada vista a livello nazionale, anzi andrà vista a livello nazionale. Il prossimo decreto di rilancio, che chiama decreto rilancio, dovrebbe prevedere alcune situazioni che riguardano proprio il rimborso degli abbonamenti che non sono stati usufruiti da parte degli studenti soprattutto e che quindi noi stiamo aspettando il decreto che doveva essere il decreto aprile, adesso sarà decreto maggio. E in ragione di quello che ci dirà il governo noi saremo pronti anche a fare la nostra parte. Ecco, così com'è, senza un aiuto del governo è impossibile, questo è il messaggio. Diciamo di sì, perché in questo momento qua noi abbiamo ovviamente 3 mesi con incassi praticamente al 5%, utilizziamo la cassa integrazione, abbiamo meno costi per quanto riguarda il gasolio e le percorrenze. Però in questo momento, ma io so che il governo lo sta già inserendo all'interno dell'ultimo decreto che dovrebbe essere in via di approvazione anche la problematica del rimborso degli abbonamenti, quindi aspettiamo le decisioni del governo. Quindi questa potrebbe essere una soluzione in arrivo appunto con il decreto. In chiusura, allora Presidente, immagino che voi speriate che l'utenza, la fruizione aumenti col passare dei giorni, poi vedremo poi cosa accadrà. Appunto, lo diceva anche lei prima, siamo legati un po' tutti alle novità sulle riaperture, quindi potrebbe esserci un'accelerata nelle prossime settimane, forse già dalla prossima settimana. Il messaggio, l'ha già detto un po' lei, ma il messaggio che vuole lanciare allora agli utenti, insomma, di MOM, di tutte un po' le età, è quello della sicurezza. Il messaggio che noi vogliamo inviare agli utenti di MOM è che noi siamo pronti. Cercheremo di potenziare quando c'è necessario il servizio e quindi anche dal 18, perché ho sentito prima che c'è questa possibilità. Noi stiamo adottando tutte le misure atte per far sì che l'autobus sia un luogo sicuro, le stiamo facendo, le faremo, quindi miglioreremo sempre di più, perché dobbiamo essere ovviamente pronti a far sì che l'utenza ritorni a utilizzare il mezzo pubblico e soprattutto essere pronti a settembre quando saranno l'inizio delle scuole. Stiamo aspettando appunto le disposizioni ovviamente relative alle scuole per organizzare anche il nostro servizio di trasporto pubblico. Grazie allora, grazie Presidente di MOM Colladone, buon lavoro, ora ci risentiremo nei prossimi giorni anche per fare un po' il punto della situazione. Grazie davvero. Grazie. Grazie.
Avete sentito dunque queste le novità e quindi tutto questo è sempre legato un po' anche a quello che verrà deciso sia dal punto di vista del decreto rilancio, è un'altra delle novità di oggi, insomma, che potrebbe arrivare in serata. Peraltro i sindaci dei capoluoghi non sono contenti di quanto hanno visto nelle bozze del decreto. Vedremo poi un servizio nel nostro telegiornale del Veneto con i sindaci dei capoluoghi che in sostanza oggi in videoconferenza si sono ritrovati per fare il punto della situazione e dicono non ci sono strumenti per i sindaci, chiedono un incontro urgente come avevano già fatto al Premier Conte. E poi c'è dall'altra parte quindi il decreto rilancio che potrebbe aver inserito nelle sue norme anche questo tema del rimborso del trasporto scolastico, degli abbonamenti scolastici che sono già stati pagati senza aver usufruito del servizio. È un tema che riguarda tantissime famiglie, non solo nel Trevigiano, e quindi la richiesta è quella di poter avere un rimborso di un servizio che non è stato, di cui non si è potuto usufruire proprio perché c'era il blocco delle attività, il blocco soprattutto delle attività scolastiche, ovviamente per portare le persone in loco. Un'altra cosa di cui ha parlato il governatore Zaia sempre oggi mattinata è anche la previsione, il piano per l'eventuale, si spera di no, ma ovviamente il dato scientifico parla di un possibile eventuale ritorno del virus in autunno, e allora Zaia ha parlato di un piano sanitario per questa evenienza, per arrivare preparati a questa evenienza, e fondamentale da questo punto di vista sarà anche la creazione della cosiddetta banca del sangue dei guariti, insomma banca del plasma, lanciata proprio dal Veneto come prima regione in Italia. E proprio oggi sono arrivate a destinazione e sono partite anzi le lettere per tutti coloro che potrebbero donare il sangue e cominciare a creare la banca dati dei guariti. E allora, proprio su questo la Regione ha realizzato un video che spiega l'importanza della banca del plasma, della banca del sangue dei guariti. Allora rivediamo questo video realizzato proprio dalla Regione. La banca del plasma della Regione Veneto contro il coronavirus. La sanità della Regione del Veneto ha sperimentato e confermato che i pazienti che hanno avuto la malattia sviluppano anticorpi che sono in grado di inibire l'infezione causata dal coronavirus. L'efficacia del risultato dipende dal quadro clinico generale. La persona per donare il plasma deve aver contratto la malattia. Se ha avuto solo il tampone positivo ma senza sintomi, oppure se ha avuto sintomi ma non è sicuro di avere avuto il coronavirus, non è idonea a donare il plasma. Negli asintomatici la quantità di anticorpi non è sempre sufficiente per curare il malato. Le ULSS invieranno una lettera a chi ha contratto la malattia, invitandoli a recarsi al centro trasfusionale della propria città e aiutare concretamente la guarigione di altri pazienti. Così allora il brevissimo ma così come dire, esplicativo video proprio con le immagini per far capire a cosa serve questa banca del plasma. Torniamo sulla questione dei commercianti. Vi stiamo chiedendo nello specifico anche nel nostro sondaggio se quando riapriranno, e staremo a vedere quando, andrete al ristorante. Ve lo stiamo chiedendo, è un sondaggio che continuerà nei nostri telegiornali e si concluderà a Ring. Allora, a proposito di ristoranti, vi facciamo vedere questa sera sul telegiornale di Treviso ci sarà proprio un servizio su come si stanno preparando i titolari, insomma, dei ristoranti alla riapertura. Allora c'è un vademecum che ci spiega in queste immagini, in questa intervista, Dania Sartorato, che è la referente, insomma, del settore bar e ristoranti di Confcommercio Treviso. Dovrebbe esserci proprio le parole di Dania Sartorato per capire cosa possono mettere in campo i ristoratori, i locali in questi giorni in preparazione di una sospirata riapertura. Sentite. Le regole sono la sanificazione, che non significa niente di più di quello che abbiamo sempre fatto, cioè la pulizia quotidiana dei nostri locali, pavimenti, tutte le cose che usiamo, l'attrezzatura, i bagni.
farle semplicemente un pochino più spesso, cioè più spesso si fanno e meglio è, per comunicare anche al cliente diciamo, di entrare serenamente nei nostri bagni, nei nostri locali, e questo va comunicato al cliente, dove si indica il prodotto che è stato utilizzato in maniera molto semplice, come un po' come facciamo per registrare la temperatura dei frigoriferi ogni giorno, predisporre un foglio magari in bagno in cui si scrive qual è il prodotto usato, viene chiesto di utilizzare ipoclorito di sodio diluito all'1%, che è la normalissima candeggina, dove è possibile entrare da una parte e uscire da un'altra in maniera da evitare l'incrocio con i clienti. Si entra in bagno uno alla volta, al massimo 2 persone se i bagni sono ampi, e lo stesso alla cassa, non si formano code, laddove è necessario si distanzia dall'altro cliente almeno di 1 metro, meglio se 2. Se ci sono locali magari piccoli dove c'è il dubbio come posso fare, se ho un ingresso e uscita unica, quali sono le disposizioni che cosa posso fare in questa situazione, cosa che posso vendere in sicurezza. Chiedere alla USL, visto che c'è ancora una settimana prima della riapertura, se c'è la possibilità di un sopralluogo, e per questo noi abbiamo predisposto un incontro come FIPE in associazione, un incontro che si è tenuto mercoledì scorso in webinar, in cui abbiamo invitato tutti i nostri associati a collegarsi al link e hanno in diretta ascoltato i dottori che cosa ci hanno detto e hanno fatto moltissime domande specifiche per il buffet, per il banqueting, per la cassa, la manipolazione dei soldi, eccetera. Molte altre domande sono rimaste un po' in sospeso per questioni di tempo, e per questo ci sarà un secondo incontro che sarà questa settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì, la conferma arriverà entro domani, un secondo incontro webinar, sempre a distanza, quindi con i nostri dottori della USL Marca Treviso, USL 2, in maniera che anche lì si possa scendere nello specifico del protocollo di riapertura per aprire in sicurezza. Come vedete, insomma, la situazione è in evoluzione, c'è poi ovviamente chi penserà eventualmente ai famosi separé in plexiglass, c'è anche chi lo metterà in campo, altri no, e questa è l'incertezza un po' che attende i vari titolari dei ristoranti. Nel frattempo a Padova un barista padovano è stato multato per aver violato le norme anti-Covid, vendeva le bibite in bicchiere con cannuccia, quindi non da asporto, e sono stati segnalati nel fine settimana numerosi assembramenti in provincia di Padova e in città soprattutto. La voglia di tornare a popolare le piazze e di farle vivere nell'orario dell'aperitivo è tanta dopo 2 mesi di isolamento. Complici le giornate di sole di quest'ultimo fine settimana con temperature quasi estive, sono stati tantissimi i padovani che si sono visti passeggiare per le strade del centro storico della città. Oltre 1200 le persone controllate dalle pattuglie della polizia locale, 18 quelle sanzionate. La stangata è arrivata anche ad un barista di Piazza dei Signori che non ha rispettato le regole previste dall'ultimo DPCM. Il barista infatti è stato scoperto mentre vendeva agli avventori bibite in bicchieri provvisti di cannuccia e quindi pronte per essere consumate subito sul posto. I vigili gli hanno fatto 400 euro di multa. Consumare bibite o mangiare all'esterno significa togliere la mascherina, che invece è obbligatorio quando si esce di casa, una misura di sicurezza determinante per contrastare il diffondersi del virus. Tra sabato e domenica tantissime le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine per assembramenti nelle piazze con i giovani seduti sui muretti davanti al Duomo o nelle scalinate della Gran Guardia. L'assessora al Verde Chiara Gallani annuncia anche l'aumento dei controlli nei parchi, dove in alcuni casi qualcuno ha strappato i sigilli per poter utilizzare le giostrine dei bambini. E poi c'è la questione dei commercianti del settore ambulante, potrebbero arrivare a manifestare anche a Venezia nei prossimi giorni. Nel frattempo gli ambulanti sia del Veneto che del Friuli Venezia Giulia hanno manifestato questa mattina a Trieste, sono andati appuntamento per chiedere certezze davanti al Palazzo della Regione a Trieste. Allora vediamo questo corteo anche di rabbia e di suoni e rumori. Come dicevamo, insomma, sono gli ambulanti sia del Friuli Venezia Giulia che del Veneto che potrebbero fare il bis nei prossimi giorni a Venezia, sempre che non ci siano poi novità nelle prossime ore. Guardate.
Questi che state vedendo e sentendo sono una ventina di camion degli ambulanti del Friuli Venezia Giulia che stanno protestando a Trieste per chiedere certezza sulla riapertura delle attività. Siamo con il signor Gilberto Marcolin del COIA FVG, ovvero del sindacato ambulanti. Anche voi in forte difficoltà, ma sentiamo i colleghi direttamente prima di sentirli. Marcolin, un altro settore in forte difficoltà. Questo è un settore che è in fortissima difficoltà perché già eravamo in difficoltà economica prima del lockdown. Adesso ci troviamo ad essere fermi, a non guadagnare. Le famiglie fanno fatica a mettere insieme un pasto, dal pasto alla cena. Siamo venuti a Trieste per farci forti col presidente Fedriga in maniera che ci diano una data certa di apertura della nostra attività. Ecco, tra l'altro vediamo qui, Bernardo, fateci lavorare, no? Il cartellone messo proprio sul cruscotto di questo camioncino. Sentiamo la signora. Signora, volete tornare a lavorare? Buongiorno, l'unica cosa che chiediamo è di tornare a lavorare. Noi vogliamo tornare a lavorare. Grazie. Allora, torniamo in postazione con Marcolin, anche con il rispetto di quelle che sono le distanze. Avete incontrato il presidente? Sì, abbiamo incontrato il presidente Fedriga, che da sempre è un amico degli ambulanti, sempre ci è stato vicino. Si è preso la volontà di andare dal primo ministro a chiedere date certe di apertura per la nostra attività. Allora vediamo che qua, mercati dimenticati, grazie Conte e Co, tra i cartelli che abbiamo visionato. Tentiamo ancora un blitz in cabina con i nostri ambulanti, prova a bloccare anche questa signora e vediamo se vi dice qualcosa. Non siamo fantasmi, volete tornare a lavorare, questo è il punto. Certo, e al più presto, perché altrimenti non ci salveremo. I nostri cari Conte e Di Maio dicono che non lasciano in parte nessuno, non lasciano a terra le ditte, ma le hanno già lasciate a terra le ditte. Grazie anche a queste signore, facciamo ancora un blitz, poi torniamo da Marcolin, qua sto facendo un disastro. Questo è il Goia, c'è il camioncino diciamo proprio del sindacato. Rallenti un attimo che arriviamo anche da lei, a questo signore, mascherina mi raccomando, che sennò poi diritto al lavoro. Sì, certamente, noi siamo qui per manifestare a nome anche di tutti i nostri colleghi che oggi sono a manifestare da altre parti, che vogliamo poter lavorare, che noi non chiediamo soldi, però dovete lasciarci lavorare perché siamo ridotti in mutande. Ah, queste sarebbero le mutande rosse, insomma, le mutande diciamo così di lacrime e sangue dopo la chiusura. Bravo, bravo. E speriamo che si decidano i nostri politici a prendere delle decisioni. Però dovrebbero contattarci anche noi per come fare a lavorare, perché è facile dire aprite, però non abbiamo nessuna direttiva ancora. Certo, grazie anche per questa battuta. Vedete la carovana di una ventina di ambulanti del Friuli Venezia Giulia che chiedono di poter ripartire, chiedono di poter tornare a lavorare, però con regole chiaramente certe, anche per il distanziamento sociale e per, diciamo così, tutte quelle che sono le opere di sanificazione e così via che saranno ovviamente necessarie. Proviamo a prenderne ancora un altro camioncino di ambulanti, una signora, vediamo di sentirla. Lasciateci aprire, ossigena le imprese. Esatto, non ce la facciamo più, sono più quasi 3 mesi, siamo fermi, non è possibile, fateci aprire, con tutte le normative possibili, ma fateci aprire, vi prego, non ce la facciamo più. Grazie anche a questa signora, io direi che chiudiamo qui questo collegamento, quindi con l'appello degli ambulanti del Friuli Venezia Giulia, fateci riaprire, ma fateci riaprire con regole certe. Allora, così questa mattina Marco Stabile e Bernardo Gulotta a Trieste, ed è una scena che potremo rivedere ovviamente in modo diverso se si tratterà di Venezia nei prossimi giorni. Tutto dipende anche da quello che emergerà sia sul fronte della videoconferenza, il vertice Stato-Regioni che inizia praticamente fra pochi secondi, e anche da quello che sarà contenuto evidentemente nel decreto rilancio che appunto potrebbe essere varato nelle prossime ore. Siamo un po', è una situazione fluida anche in questo senso. Allora adesso una piccola pausa pubblicitaria, poi affronteremo anche un altro effetto, un altro fronte
di dibattito dell'effetto coronavirus è quello dei furti che si sono azzerati, sì certo, in queste settimane, in questi mesi e 2 mesi di lockdown, ma adesso che il lockdown come dire, finisce pian piano gradualmente, l'allarme ritorna. A fra poco. Rieccoci in diretta. Allora, lo dicevamo prima della pausa pubblicitaria. Tra gli effetti, particolari del lockdown per coronavirus c'è stato, l'abbiamo visto tutti, ci sono stati 2 effetti sostanziali sulla cronaca. Da una parte l'azzeramento quasi degli incidenti stradali e delle vittime, purtroppo un dato che è subito cambiato in questa settimana perché il via libera, almeno degli spostamenti ha portato a una serie di incidenti anche mortali. Questa settimana se ne sono contati davvero tanti in tutto il Veneto, e dall'altro lato l'azzeramento o quasi dei furti in casa, una piaga insomma molto sentita, una ferita aperta per mesi in tutto il Veneto e anche nella Marca trevigiana, dove opera ormai da tempo l'associazione Furti in Corso. Abbiamo il presidente Cristian Demma in collegamento. Buonasera Demma. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, il primo dato che ci confermerà sicuramente, perché voi avete questa associazione, nato come pagina Facebook, poi è diventata una vera e propria associazione che monitora la situazione della sicurezza e dei furti in corso, sempre collaborando ovviamente con le forze dell'ordine. Il primo dato che mi confermerà è quello che in questi 2 mesi poco c'è stato come attività per i ladri. Ah sì, possiamo contarle sulle dita di una mano i furti in abitazione che ci sono stati in questi ultimi 2 mesi, circa 2 mesi e mezzo. E quindi bene da questo punto di vista. Purtroppo però adesso con l'inizio della nuova fase la cosa risuccederà senza ombra di dubbio, anche perché questi delinquenti purtroppo hanno fame da 2 mesi e mezzo che sono in astinenza, ahimè. Ecco, in questi 2 mesi avete notato per esempio se qualcuno, ovviamente da quello che potete ovviamente registrare e analizzare voi, poi ovviamente ci sono le forze dell'ordine che hanno il quadro completo della situazione, ma se sono ad esempio, si è assistito per esempio a un aumento magari delle truffe che potevano essere legate proprio al coronavirus? Sì, assolutamente. Noi all'inizio proprio siamo stati i primi a lanciare l'allarme come gruppo Facebook e come associazione, perché c'erano arrivati una segnalazione di queste persone che andavano dicendo che erano dell'USL per le case. E infatti dopo ho fatto seguito subito alla segnalazione pronta del sindaco Conte e di altri sindaci. Però sono aumentate, sono esponate esponenzialmente, perché ovviamente quello era il momento per loro per battere subito il ferro caldo, e quindi con vestiti da medici piuttosto che da vigili urbani o qualsiasi altra cosa per cercare di raggirare le persone più anziane. Ecco, voi che siete in contatto con tantissime persone che fanno parte dell'associazione e del gruppo, la reazione delle persone, insomma del gruppo, qual è stata in questi 2 mesi? Una maggiore tranquillità, ma c'è stato un allentamento delle misure di sicurezza? Si è comunque seguito il decalogo della sicurezza? Com'è stata dal punto di vista dei vostri associati? Il decalogo si è dimenticato molto velocemente, a parer mio. Io continuavo anche a ricordarlo a tutti utilizzando appunto il gruppo Facebook e anche tutti quanti i gruppi WhatsApp, Telegram che abbiamo, perché ha dato un senso di sicurezza ovviamente eccessivo, nel senso che abbiamo continuamente visto persone che lasciavano le chiavi della porta di casa all'esterno, le finestre aperte, andavano via contando che ovviamente c'erano i vicini, che c'era tutto quanto in presenza, e quindi si andava via lasciando addirittura porte aperte. Ovvio che questa cosa, nel momento in cui intorno io ho 30 vicini che fanno da guardia, chiamiamola così, nel momento in cui questi vicini inizieranno a lavorare, questo è imperdonabile, perché ovviamente si ripartirà. Anzi, io ad esempio ho approfittato in questi giorni di lockdown per sistemare un pochino le attrezzature di sicurezza di casa, quindi aggiungere qualche chiavistello e qualcosa così. Ecco, come vi spiegate? Perché io ricordo che i furti in casa avvenivano anche con le persone all'interno, quindi il deterrente è stato probabilmente non tanto le persone all'interno quanto
la presenza di, come dire, di un maggiore monitoraggio sia da parte dei vicini che da parte delle forze dell'ordine. Forse quello è stato deterrente, più che le persone in casa. Certo, perché c'erano le persone in casa, in più c'era nessuno che poteva ovviamente girare e quindi la macchina di sera piuttosto che anche di giorno, domenicale o festivo, veniva notata di più. E poi è oggettivo, ce ne siamo accorti tutti, c'è stato uno spiegamento di forze che era forse inimmaginabile per noi, che eravamo abituati a chiedere costantemente più presenza nel territorio al prefetto, alle forze dell'ordine, e che di fondo molto spesso ci si diceva che non c'erano uomini, non c'erano auto, e non si potevano utilizzare i droni, non si poteva fare tante cose. Ci siamo visti di fronte a dei segnalatori spontanei, perché abbiamo visto che tutti sono pronti a segnalare chi appena uno esce senza mascherina, bene così, però queste persone innanzitutto dovranno continuare a fare questo tipo di segnalazioni per aiutare le forze dell'ordine, e soprattutto io con questo lancio un appello al prefetto e alle forze dell'ordine stesse, che poi una volta partiti si proseguirà con questa tipologia di controlli, continuamente di macchine della questura, dei carabinieri, di qualsiasi forza di polizia, di vigili urbani. Hanno pattugliato anche delle stradine che sappiamo che molto spesso non venivano pattugliate ed erano prese un po' più di mira, come potevano essere il Lungosile o via dicendo. Quindi è bene che d'ora in poi abbiamo visto che si può fare e ci aspettiamo che venga fatto. Mi perdoni se glielo chiedo, c'è una nota polemica in questo? No, non è una polemica, noi di Furti in Corso non siamo mai polemiche, le polemiche devono essere costruttive, quindi la polemica non la vogliamo, però vogliamo far capire che, visto che ci hanno dato prova che con un coordinamento si può fare, ben venga, ed ora la vogliamo vedere, perché ovviamente più di qualcuno ha capito che se si vuole si può. E quindi poi ci sarà il discorso di tema da affrontare della certezza della pena, tutto quello che ne consegue, però in realtà già un deterrente di continue pattuglie da incrociare per strada la vedo un po' difficile da eludere per i ladri. Proprio su questo, tornando a quello che diceva prima, voi siete stati sempre molto chiari nel vostro gruppo, nella vostra associazione, anche prima dell'emergenza lockdown, che bisognava segnalare ma poi avvertire le forze dell'ordine, cioè mai ergersi ai vigilanti, no? I famosi vigilanti o giustizieri. In questi 2 mesi abbiamo assistito invece spesso a segnalazioni da parte della gente che da un lato importanti perché fotografavano la realtà magari di irregolarità, di assembramenti, di gente senza mascherina importante, dall'altra però c'è stata anche la polemica, insomma, di un monitoraggio anche spesso eccessivo. Un eccesso di zelo. Esatto, su questo cosa dire? Voi che insomma di questo masticate molto. Sì, in effetti anch'io ho notato che c'è stato veramente questo eccesso di zelo, perché poi bisogna anche valutare caso per caso, no? Alla fine, come diceva anche il Zaia, bisogna sempre con grano salis, no? Quindi valutare la cosa. Certo che quando ci sono i furti sembra che non veda mai nulla nessuno. Qui abbiamo visto addirittura segnalare delle persone che facevano 2 metri dalla porta di casa. Quindi io auspico che tutto questo zelo ci sia e continui sempre. Poi la polemica ci sta perché qualcuno ha esagerato addirittura mettendo su Facebook delle foto di chi faceva un po' di corsette e via, andando anche un pochino a esagerare sul discorso privacy, però ci sta la segnalazione alle forze dell'ordine sempre in primis. C'è un elemento che adesso con il lockdown che diciamo si allenta sempre di più, però i dispositivi di sicurezza rimangono, e c'è una particolarità, un altro diciamo effetto che potrebbe ripercuotersi anche sulla sicurezza. Ci dice di cosa si tratta? Sì, ve lo dico subito e la ringrazio di questa domanda, perché in realtà la cosa principale che nessuno di noi sta pensando è che questi dispositivi, chiamiamoli puntamente salvavita, creeranno una situazione abbastanza difficile da gestire, e faccio velocemente questo piccolo esperimento con voi in diretta. Io prendo una mascherina, la metto, prendo un paio di occhiali, metto un paio di occhiali, ipotizziamo anche che ho un cappello. Io sfido chiunque in questo momento in abito scuro a capire che è la Christian che girava per le case, e questo è abbastanza indicativo. Bisogna che le persone non si facciano prendere da panico innanzitutto a segnalare a tutti quanti chi passa e non passa, però bisogna
fare un po' di attenzione a chi mi suona il campanello, perché così è riconoscibile. Quindi cerchiamo di porre un'attenzione, perché non è una cosa banale e sono sicuro che queste cose qui ne verranno fuori. C'è il rischio che si crei da una parte una paranoia per chiunque ci si trova davanti, oppure dall'altra anche il rischio di prestare il fianco a qualche malintenzionato, e questo è il doppio effetto. Esatto, è un doppio effetto che va sempre utilizzato con testa, anche questo, però è ovvio che d'ora in poi dovremo comunque assumere, come si dice sempre, sia le nostre riunioni ma anche le riunioni che fanno le forze dell'ordine, sempre un po' di diffidenza verso chi comunque non conosciamo in generale, no? Quindi se uno mi suona il campanello e non ho idea di chi sia, a meno che non aspettavo la visita di qualcuno, un amico, attenzione, perché fatto così, se mi scappa via non so neanche dire alle forze dell'ordine che colore aveva i capelli, cos'era, niente, non posso dare nulla di aiuto, quindi è pericolosissimo. Questo è un elemento sicuramente interessante, perché come dire, riguarda anche una vera e propria norma del codice sul travisamento del volto, che bisogna capire fino a che punto, bisognerebbe sentire un giurista o qualche esperto, diciamo, di codici, per capire fino a che punto il dispositivo di sicurezza, con poi gli occhiali da sole, con un eventuale berretto, poi sapremo, cioè, ci saranno l'estate, il sole, eccetera, può diventare un travisamento o meno. Questo è uno spunto davvero interessante. Ritorniamo però allora e chiudiamo poi con l'appello che fate. Allora, adesso già c'è stato un allentamento ulteriore nei prossimi giorni. Il vademecum, abbiamo visto prima il vademecum per i ristoratori, il vademecum per la sicurezza, lanciate pure l'appello, insomma, per tutti. Allora, mi raccomando a tutti, ritorniamo alle vecchie abitudini: chiudere casa, ricordarsi l'allarme, avvisare i parenti se si va in ferie di raccogliere la posta per non destare abbandono di casa, lasciamo la luce accesa appena comincerà a diventare buio, e attenzioniamo tutti quelli che possiamo a fare le stesse cose. Quindi mi raccomando, un po' di diffidenza in più su chi non conosciamo e chi gira per le stradine di casa nostra, e non andiamo, e facciamo di nuovo l'appello alle forze dell'ordine di continuare a darci la mano come stanno facendo con i controlli di tutti. Benissimo, grazie allora, grazie a Cristian Demma, grazie davvero. Grazie. Poi nel nostro telegiornale di Treviso ci sarà un servizio proprio in cui spiegheremo ancora una volta questa situazione. Grazie davvero, buon lavoro, e ci sentiremo allora, magari fra un mesetto faremo un primo bilancio della situazione sul fronte sicurezza. Grazie. Grazie, allora, grazie a Cristian Demma. Allora, fra qualche minuto cederò la linea alla pubblicità per poi vedere insieme a voi e condurre insieme a voi il telegiornale del Veneto. Vi faccio rivedere il nostro, lo vedete sempre, insomma, in sovraimpressione, il nostro sondaggio che abbiamo lanciato alle 17:30, che continuerà nei nostri telegiornali e che poi terminerà a Ring. Allora, verso la riapertura andrete al ristorante? Sì, il numero che vedete in sovraimpressione per chiamare 0422 162 6691, oppure no, ancora non ci sentiamo pronti, insomma non ci fidiamo ancora. 0422 162 6690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita e che anche se trovate il numero occupato, il vostro voto viene registrato, quindi non preoccupatevi. Torniamo invece adesso a parlare della un dato importante, un dato che ha a che fare in qualche modo con le tasche di tutti, e poi vediamo la questione delle mascherine. Ed è un dato che riguarda l'RC Auto, perché con l'avvio della fase 2 e il graduale ritorno alla normalità, molti automobilisti dovranno ovviamente rinnovare l'RC Auto. La notizia che in qualche modo è ancora, come dire, aumenta ancora di più il dato rispetto a marzo, è che c'è stato ovviamente un crollo della tariffa in tutta la regione dell'RC Auto, in particolare nella provincia di Treviso, dove dopo il meno 11,01% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record con un eloquente meno 18,72%, il più alto registrato in Veneto. A livello regionale la riduzione della tariffa media dell'RC Auto è stata pari al meno 16,83%. Questo ovviamente anche per il fatto che non ci si muoveva ovviamente. Le tariffe però potrebbero ovviamente aumentare, sì, come prevedibile,
con l'interruzione appunto della quarantena graduale, dell'isolamento, l'abbiamo già visto in questi giorni, e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione e quindi anche quello dei sinistri tornerà a crescere. Purtroppo nel caso dei sinistri mortali l'abbiamo già visto in questi giorni, ma ovviamente si parla anche del semplice incidente anche senza feriti. E quindi dicevamo il calo record in tutta il Veneto appartiene a Treviso, seguita da Vicenza e Padova, quindi il crollo diciamo della tariffa media dell'RC auto in questi 2 mesi lockdown. Questo è un altro degli effetti delle chiusure di questi mesi. Torniamo allora a parlare di effetti sanitari invece, e soprattutto del problema delle mascherine, perché l'allarme lanciato oggi da Federfarma, adesso lo trovo subito, sulla difficoltà di trovare guanti e mascherine, eccolo qua. Mascherine soprattutto. Il coronavirus, l'allarme di Federfarma a livello nazionale: mancano mascherine, guanti e alcol. Le grandi quantità promesse non sono arrivate. L'allarme appunto di Federfarma a livello nazionale, ma che riguardano anche il Veneto. Si stanno esaurendo le scorte di alcuni dispositivi di protezione essenziali, quali mascherine, guanti e alcol. Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, le mascherine chirurgiche sono già finite, dice Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città e c'è ancora stallo sulla carenza appunto di mascherine. I farmacisti sono disponibili alla vendita, ma le ingenti quantità promesse affinché queste ultime fossero nelle disponibilità delle farmacie purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo. E allora, a proposito anche di mascherine, il sindaco di Padova Giordani ha distribuito proprio delle mascherine dopo l'allarme lanciato da Federfarma sulla mancanza dei dispositivi. L'appello poi del primo cittadino di Padova, come sempre, ed è l'appello un po' che si fa: usate la mascherina e rispettate le regole. Sentiamo il primo cittadino di Padova. È importantissimo avere la mascherina, è importante avere distanze di sicurezza. Noi avevamo conservato, grazie ai rapporti che abbiamo avuto nel tempo con la Cina, un quantitativo di mascherine che siamo costretti volontariamente costretti vuol dire che siamo disponibili a dare alle farmacie, alle parafarmacie, ai cittadini. È impossibile in questa fase, anche dopo aver parlato con il professor Crisanti, non avere mascherine. Io ieri ho fatto un giro in bicicletta su tutti gli Asi, sono passato in centro, devo dire che sono orgoglioso di questa città perché, salvo pochissimi casi, tutti hanno la mascherina. Capita dopo che un gruppo di ragazzi non la metta, però questo non vuol dire che tolleriamo questo discorso, anzi la polizia locale sanziona sia bar, con mio molto dispiacere devo dire, perché capisco che sono in difficoltà, sia ragazzi che non capiscono che devono proteggersi e proteggerci, è indispensabile. Per cui queste 50.000 mascherine che è la nostra riserva nel senso che pensavamo di utilizzarle per i momenti difficili, in attesa che il governo dia la sua disponibilità in termini materiali, mettiamo a disposizione di tutti. In particolare per gli anziani, categorie fragili, per tutti quanti. È l'ultimo sforzo che riusciamo a fare. Anche noi abbiamo ordinato mascherine tramite il Camera di Commercio e in collaborazione con Interporto. Speriamo arrivino il più presto possibile per dar modo ai cittadini di usarle. Mi raccomando, usate le mascherine perché è molto molto importante. Lavatevi bene le mani, igienizzatele e mantenete la distanza di sicurezza. Questo è l'appello del sindaco di Padova Giordani. Vi distribuiamo le mascherine, ma voi usatele bene. Nel frattempo, lo dicevamo prima, a proposito dell'RC auto, il recupero di traffico ad esempio sulla rete autostradale di Autovie Venete nella settimana compresa tra il 4 e il 10 maggio, rileva la concessionaria. I transiti sono stati complessivamente 394.605, una cifra ancora lontana dagli 863.821 registrati nello stesso periodo del 2019, ma in ogni caso confortante perché conferma il trend di recupero. Abbiamo visto tutte, insomma, più auto dappertutto, più auto anche quindi in autostrada, in A4 in particolare, visto che parliamo di autovie venete. Davvero siamo in chiusura, solo per ricordarvi che il sondaggio che abbiamo lanciato e che rivediamo velocemente continuerà nei nostri telegiornali e si chiuderà a Ring.
E a Ring questa sera, come dicevamo, tantissima carne al fuoco, ci sarà un'anteprima come sempre qualche minuto prima, e in quell'anteprima parleremo con Simone Borile, che è un esponente del Movimento 5 Stelle padovano, ma anche il preside della facoltà nella quale si è laureata Silvia Romano, la cooperante che, come sapete, avete visto dappertutto ovviamente, è stata liberata ed è tornata in Italia, e le polemiche che ne sono seguite ne parleremo proprio con Simone Borile, che ricorda insomma la studentessa Silvia Romano. Questo nell'anteprima di Ring. E poi tra gli ospiti questa sera l'onorevole Lorenzo Fontana, segretario della Lega in Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, e poi Davide Croce, un ristoratore, Elena Rarocca, Movimento 5 Stelle, Fabrizio Boron della Lega, Graziano Azzalin del Partito Democratico, Luca Simeone, insegnante di spinning, e quindi tutto il fronte del settore del benessere ancora in attesa, e poi Damiano il ragazzino, Damiano Toniolo, il bimbo, uno dei bimbi che ha donato i pulcini nati nell'incubatrice della Sala della Protezione Civile della Regione del Veneto. Questi alcuni degli ospiti di questa sera di Ring dalle 21:15. Noi ci salutiamo, fra pochissimo il telegiornale del Veneto.